Tommy, io con te volevo parlare anche di un altro aspetto, ecco, quell'aspetto di cui poco si parla ma che tutti pensano. Ma questo Napoli può lottare veramente per lo scudetto? Può lottare per la Champions? Può lottare per l'Europa League? Che deve fare questo Napoli secondo te? Ma guarda, noi l'abbiamo detto più volte con Carmine e con te in questa trasmissione, anche altrove. 2 mesi fa però, sì, non oggi. certo, questo è un campionato davvero atipico, un campionato particolare nel quale effettivamente non ci sono le squadre di vertice così come abbiamo visto negli ultimi anni, cioè non c'è l'Inter degli ultimi anni, non c'era la Juve degli anni precedenti, è un campionato nel quale è aperto a tutti. Però poi bisogna rimanere anche un attimino con i piedi per terra, bisogna anche andare a valutare quelli che effettivamente sono gli organici delle squadre che stanno combattendo. Io ti dico che alla lunga, e questo chiaramente lo possiamo dire perché ormai è finito il girone di andata, il Napoli potrà dire la sua sicuramente in un campionato come questo per uno dei posti in Champions. Lo scudetto non credo che siamo ancora preparati perché obiettivamente ci sono squadre tipo l'Inter, lo stesso Milan, l'abbiamo visto giovedì scorso, l'Inter quando è in pieno organico sicuramente è un'altra squadra, il Milan chiaramente ha delle potenzialità per quanto riguarda la rosa, non è indifferente, però io penso che adesso come adesso il Napoli ha tutta la forza e tutta la possibilità per poter competere almeno uno dei posti in Coppa, anche perché se andiamo a valutare, lo facevamo prima in macchina, la classifica del Napoli, il punteggio, oggi come oggi un girone di ritorno, guardiamola la classifica, adesso ce la fa vedere il girone di ritorno, penso che il Napoli regista debba fare, sì. Carmine facevamo dei calcoli, debba fare altri 30-35 punti, 36, ecco, 35, 36 punti, 72 siamo in Champions League. E quindi chiaramente, ti ripeto, visto anche l'andamento molto altalenante delle altre squadre, io penso che il Napoli effettivamente se la deve giocare lo può fare tranquillamente. Ma l'Inter si può inserire solo se vince i 2 recuperi, perché se non vince i 2 recuperi rimane molto sotto. No, se vince 2, 29 e 6 chiama 35, arriva terza in classifica davanti alla Lazio e dietro a Napoli, però deve vincere 2 recuperi che Firenze e Cesena non sono 2 partite facili, ricordate. Questo per quanto riguarda lo scudetto, lo giusto? scudetto, questo parla. Vabbè, Champions l'Inter c'è già. Appunto, io dico che il Napoli la può puntare però, Carmine. Vedo male la Roma perché indipendentemente dalla partita che ha rubato all'amico dell'Omona col Catania la scorsa settimana, la sconfitta che ha preso ieri con la Sampdoria, gli errori che commette il signor Ranieri in panchina, perché lui non può permettersi il lusso, né lui né come ha sbagliato anche De Neri a far giocare un giocatore che è arrivato venerdì a posto di De Pier, ma l'errore grave che ha fatto entrare Totti a 2 minuti dalla fine, lo spogliatoio a pezzi, certo. De Rossi che aveva un po' di febbre, stava bene e lui non l'ha fatto giocare, poi ha perso la partita. Invece il Napoli ha vantaggi di queste cose, sono avvantaggiati per me il Napoli e la Lazio. Il Napoli perché ha uno spogliatoio compatto e questo dobbiamo ringraziare Mazzarri e chi conduce il Napoli. La Lazio perché non ha né coppe né coppette, certo. È l'unica squadra che può allenarsi fino alla fine del campionato a maggio, che non deve pensare ad altre cose, si è sintonizzata, meno male. Ringraziando Dio che ieri il mio amico Gino De Gani, anche amico di Pompameo, è andato a vincere una partita a Roma che nessuno ci credeva e l'ha vinto, altrimenti sarebbe stato esonerato e l'ha vinto, dico, meritatamente, è vero. perché il Lecce ha sbagliato 4 volte, 4 gol davanti al portiere. È verissimo. E questo rivaluta anche la vittoria del Napoli contro il Lecce. E questo rivaluta anche. Vedete la differenza, la Lazio a fondo del Lecce perde in casa. È la colpa di Piatti sempre. No, questo è quello che dicevamo prima, cioè questo è un campionato talmente strano in cui il Chievo può venire a vincere a Napoli, il Parma perde in casa dopo che è andato a vincere a Torino 4-1. Vabbè, ma contro questa Juve vinciamo anche noi. Cioè dico, no, noi perde in casa però perde in casa con il Cagliari che è un risultato proprio pezzi. assurdo. Il Lecce vince a Roma, ecco perché ti dico che se il Napoli continua ad avere questa marcia e soprattutto se riesce ad avere la stessa continuità di risultati e di voglia di voler fare, penso che nei 4 della Champions sicuramente ci può lottare. Sì. La Juve a pezzi e ha comprato 11 giocatori. Certo. La Juve ha speso soldi oggi, è vero che è una fase di crescita, giustamente, perché quando si cambia, dopo Calciopoli succede questo, ma ha preso Aquilani, ha preso Bonucci, ha preso Lanzafame, e poi ha dato Martinez, Motta, Pepe, Rinaudo, Quagliarella, Traoré, Storari. Diciamo giocatori o mezzi giocatori, perché un giocatore come Traoré che viene a giocare a Napoli una partita così difficile
è un giocatore ridicolo. Grigherà, che è ancora sullo stipendio, è un giocatore che non esiste. Bonucci ieri sembrava uno che non aveva mai giocato a calcio. Carmine, è vero che Cavani Toma ha fatto 3 grandi gol, per carità, però i difensori della Juve ieri sera hanno fatto peggio dei ragazzi di scuola calcio, non è possibile. Questo che tu dici sicuramente mette ancora di più in risalto il grande pregio, i grandi risultati che sta facendo De Laurentiis e Bigon con questa politica societaria, perché effettivamente se andiamo a vedere gli investimenti fatti rispetto a quelli che sono i risultati, io penso che davvero ci sia dell'incredibile, e uso incredibile perché nel calcio secondo me è quello che sta succedendo. Ma sono in testa, Tommaso, io ho fatto una disamina, ce l'ho scritto che non mi posso ricordare, certo. Sono in testa le prime 4 squadre, Milano, Napoli, Lazio e Roma, e poi Palermo e Juve, quelle che hanno fatto gli acquisti mirati. Il Milan servivano dei giocatori, Ibrahimovic, Rubinho e Botenka. Il Napoli serviva i giocatori, Cavani, e poi il Napoli ha preso un po' di contorni, che diciamo sono contorni, certo. Non sono delle certezze. Ha preso Cavani, Sosa, Ciabattà e Cribari. La Lazio, Bresciano, Hernanes e Kozak cosa gioca? Hernanes ha cambiato un po' tutta la Lazio. La Roma ha preso Borriello, Burdisso e Simbricio. Chi ha fatto gli acquisti mirati sono prima, secondo, terzo e quarto. La Juve, che ha dovuto acquistare 15 giocatori. Tommaso, noi viviamo certo. Di calcio, non è una cosa facile cambiare 15 giocatori il primo anno e poi pretendere di vincere qualcosa, è molto difficile. Carmine, ma in definitiva, lo chiedo anche a Tommaso, in 2 flash, questa squadra, alla luce di questi risultati, alla luce di queste prestazioni, va rinforzata con degli acquisti oggi e quali, oppure no? Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, come dici tu facilmente. Non è detto. Intanto bisogna vedere chi viene a Napoli, che diciamo che viene un difensore. Noi dobbiamo prendere un difensore, non è che lo dobbiamo prendere perché poi deve sedersi in panchina, come è successo con Rullo 3 anni fa e con Dossena l'anno scorso. Ci vogliono giocatori veri, prendere per prendere non ha senso. Allora dobbiamo prendere un difensore che deve essere meglio di Aronica, meglio di Cannavaro, meglio di Grave e mezzo di Santa Croce. E chi è questo difensore? Io non lo vedo che il Napoli può prendere un giocatore, se no vogliono i soldi. In mezzo al campo dobbiamo prendere Hiller, se no un giocatore qualsiasi se la deve giocare con gargana e con pazienza. E quando giocano? Un attaccante se la deve giocare col mostro, con l'Avezza e con Amasic. E quando giocano? Allora dico, prendere se è in Napoli. Sì, però non ci dimentichiamo una cosa, Carmine. Dimmi. Scusa, non ci dimentichiamo che noi abbiamo 2 altre competizioni da onorare. 3. No, oltre al campionato abbiamo altre 2 competizioni, Coppa Italia e questa Europa League. Fermo restando che noi in Europa League noi comunque metteremo la squadra migliore, perché posso mai pensare che il Napoli si possa presentare deve tentare la squadra migliore. Noi abbiamo anche questa Coppa Italia che va onorata, il Napoli è pure negli ottavi, quindi voglio dire, abbiamo il Bologna, è una formalità, dai. Vabbè, però voglio dire, insomma, che vogliamo fare di questa squadra? Cioè noi siamo davanti a un bivio, De Laurentiis deve comprare. Io ti dico quello che farei io, sì. Non quello che fa De Laurentiis, quello che farei io lui non lo fa, me lo dico adesso. Io devo prendere l'anno prossimo, tra gennaio, al mercato di riparazione a gennaio, e l'anno prossimo lui ha detto 3 giocatori. Che cosa si costa? Fare un piccolo sforzo e prenderlo adesso, questi 3 giocatori. Con 3 giocatori allora il Napoli non ha limite dove può arrivare. Se invece 3 giocatori veri, 3 giocatori veri sto parlando, faccio di nuovo a casa, Criscito, scrivete, Hiller è un attaccante che una prima punta che può sostituire un divaio. Bravo, dammi la mano. Andrea lì che a costo 0. Perché lui ha scadenza. Metti un po' di soldi e prendi Di Maio. Marco, per me in questa squadra potrebbe Borriello, io reputo Borriello ci arrivi un po' male però forse con Di Maio ce la puoi fare. Uno dei migliori attaccanti che ci sono in circolazione. Tommaso, che dice? Per la nazionale italiana si chiama Marco Borriello. Tommy, che dici? Io sono perfettamente d'accordo su questa analisi che è stata fatta, perché è chiaro che anch'io andrei a rinforzare almeno un giocatore per ogni reparto. Però poi faccio un altro ragionamento. Dico che Maicopè in questo periodo, dopo soprattutto che è andato via Pierpaolo Marino, chi ha il termometro della situazione è lo stesso Mazzarri. Perché stai qui. Sto facendo un ragionamento. È andato via, No, scusami, sto facendo un ragionamento. Dico, chi ha il termometro della situazione è lo stesso Mazzarri. Per cui è
è Mazzarri che ha voluto anche i rinforzi di questa estate, che a noi possono piacere o non possono piacere chiaramente, ma lui penso che ormai abbia in pieno in mano lo spogliatoio. Per cui penso anche se ci sarà uno o due rinforzi saranno quelli che saranno voluti dallo stesso io ti ho Mazzarri. Detto quello che farei certo, ma Mazzarri alla fine a Sky ha detto che lui, questo Napoli, sta bene, lo so, non tocca nessuno, ti dicevo, anche se non arriva nessuno, il Napoli sta bene. Io penso che sbaglia, lui crede in sbaglia, Angelo, no, sbaglia, perché noi facciamo come l'anno scorso, Angelo, che per non aver preso un giocatore il Napoli è uscito. Angelo, lui crede in questo gruppo, e ti dico anche se viene il... Allora lui ha paura di gestire questi altri giocatori, Angelo, ha paura di perdere lo spogliatoio dalle mani, ha paura allora di avere altre persone da governare. Il Napoli ha bisogno di essere una squadra competitiva. Angelo, è competitiva, lo hai solo non sono d'accordo con te per un semplice motivo: in questi 2 anni praticamente è stato sfatato tutte quelle che erano le logiche del calcio. Tutti noi abbiamo detto ci vuole un terzino a sinistra, ci vuole un altro centravanti, non ci voleva. Ci vuole un puntualmente siamo stati smentiti da quello che è successo sul campo. Tutte le domeniche i risultati sono arrivati, bravura di Mazzarri a tenere questo gruppo, lui è il termometro della situazione e secondo me ha una fiducia, ha un credito di fiducia talmente alto per tutto quello che è stato fatto che noi non siamo in condizioni di la palla supera la linea della porta è tutto a posto. Ma in base è chiaro, alla vita ci sono i risultati. Oggi i risultati dicono Mazzarri e il Napoli, siamo secondi in classifica. C'è qualcuno, secondo me, a luglio, quando è partito questo campionato, ci avessero detto che al giro di boa noi eravamo secondi in classifica, ci avrebbero dato dei matti e ci avrebbero portato ad Aversa, c'è ancora il manicomio lì, tutti nel manicomio. Allora abbiamo un minuto, dobbiamo parlare della Fiorentina di sabato. Ma è una squadra che ieri ha vinto una grande partita perché ha trovato Sereni. È un giocatore anziano e con i giocatori anziani bisogna stare molto attenti, che ha preso 3 ma può batterlo il Napoli, 2 partite, 2 vittorie in casa come vi ho detto la scorsa settimana, come sta il Napoli oggi sotto l'aspetto fisico e mentale, vi ammazza, non c'è partita, ancora domenica, sabato sera la Fiorentina perderà a Napoli. Sei d'accordo Tom? Sono d'accordissimo, perché ancora una volta ci saranno i 50-60 mila al San Paolo, quindi chiaramente un'altra forza in più per quanto riguarda il Napoli sa che è un'occasione importantissima. La concentrazione sarà molto molto alta perché il Napoli sa che per poter vincere le partite deve essere il vero Napoli, deve essere concentrato.